Euroregione News. Giro d'Italia, Friuli Venezia Giulia sulla ribalta mondiale. Il sorvolo delle frecce tricolori, una notte bianca che si tinge di rosa, una mostra fotografica dedicata al mito di Fausto Coppi con una sua bicicletta esposta nel punto Enel a Palazzo Tergesteo e ancora la risalita dei 501 gradini in bike trail della Grotta Gigante e un passaggio delle biciclette storiche dei Bersaglieri davanti a Piazza Unità d'Italia. La mostra è una pedalata aperta a tutti per ricordare il centenario della nascita di Giordano Cottur. Queste alcune delle iniziative per accogliere al meglio a Trieste il prossimo 1 giugno la tappa finale del 97° Giro d'Italia che avrà inizio a Gemona del Friuli e che per la terza volta nella sua storia si concluderà a Trieste. Si calcola che saranno 100.000 i visitatori che accoglieranno le 22 squadre di corridori in rappresentanza di oltre 30 paesi che attraverseranno il Friuli Venezia Giulia, dove sono previste 2 partenze e 2 arrivi del Giro. Molta attesa anche per il passaggio sullo Zoncolano. Sono 170 le televisioni di tutto il mondo collegate per seguire il Giro, offrendo al Friuli Venezia Giulia una visibilità senza pari. Avete ascoltato Euroregione News.